Buonasera a tutti. È concepibile l'emozione di Gianni, va bene. E devo dirvi che brevissimamente che anch'io sono emozionato e anche meravigliato per quello che è stato costruito in questo primo anno dai membri del nuovo comitato provinciale. Finalmente si vedono tanti ragazzi piccoli di tutte le età, però delle fasce giovanili, contrariamente a quanto si dice che l'atletica è fatta solo dagli amatori. Qui c'è diversamente una inversione di rotta, vuol dire segno evidente che il comitato sta lavorando bene, che ci sono dei tecnici che lavorano bene, che c'è una squadra di genitori che credono nel lavoro dei dirigenti e conseguentemente agevolano questa tipologia di lavoro, seguendo, investendo, andando in trasferta con i loro figlioli. E questo è quello che è il modo di gestire veramente lo sport e soprattutto di trovare il sorriso. Io dico, quando si fa sport, qualunque esso sia, deve essere fatto sempre in maniera piacevole, confortante, sociale, oggi più di prima. E l'interazione maschi e femmine e le giuste sinergie devono servire a questo, anche perché dobbiamo educare i bambini vanno portati, presi per mano, devono crescere con tutte quelle che sono le conflittualità che stiamo vivendo oggi. Dobbiamo dargli una mano sotto l'aspetto tecnico, psicologico e dobbiamo farli maturare tranquillamente in sinergia con la scuola, ma soprattutto con la famiglia, perché i ragazzi devono vivere in famiglia, non devono essere abbandonati né al campo né alla scuola. Faranno le loro 2 ore di attività sportiva, faranno le loro 4-5 ore di attività scolastica, però il grosso c'è sulle spalle la famiglia. E questa attività fatta dalle società, da un comitato serio che è riuscito a ricreare un certo movimento, e mi complimento veramente, mi congratulo col comitato e con tutti coloro che hanno operato, che si sporcano pure le mani, perché anche quello fa parte del gioco. Veramente mi complimento di tutto cuore. Devo ribadire che il CONI, che è stato sempre vicino, anche in momenti meno sorridenti, ma con Gianni ci siamo trovati subito in sintonia perché è una persona squisita, con Roberto che ha fatto parte della giunta del CONI per 2 quadrienni, con Natascia che è ospite nostro della Federazione Cronometristi di Alconi. Noi cerchiamo di dare sempre tutto, noi non siamo proprietari di una struttura, la struttura è sempre a disposizione delle società sportive. È chiaro però, scusatemi se lo dico, che qualche volta però ci vuole anche il rispetto nei confronti di un'istituzione che dà, però almeno il rispetto, questo lo vogliamo. Volevo dire un'altra cosa per concludere. Abbiamo fatto noi ultimamente un corso per dirigenti sportivi che dovremmo riproporre l'anno 21, un corso di 4 moduli che è stato frequentato da tanti dirigenti di società senza qualifica, che toccava tutti gli aspetti fiscali, gli aspetti della gestione dei campi, gli aspetti sportivi fino a se stessi, insomma a 360 gradi con docenti della scuola regionale dello sport, corsi per giunta gratuiti che a Roma fanno pagare solo l'iscrizione con i nostri docenti stessi 1.500 euro, solo l'iscrizione. Quindi stiamo facendo in loco, approfittatene, anche il mondo dell'atletica, frequentate i corsi, un po' di sacrificio ci vuole. Adesso nel mese di gennaio o febbraio partirà un altro corso a Nuoro tecnico per i preparatori dei settori giovanili. Diciamo non toccherà lo specifico dell'atletica, ma sono gli aspetti psicologici, pedagogici, educativi, gli aspetti di base verranno toccati tutti. Sarà di 2 moduli suppongo e sarà gratuito, quindi quando verrà emanato, organizzato il corso, mi raccomando le iscrizioni. Defibrillatori abbiamo fatto già un corso, iscrivetevi perché c'è anche il rimborso della scuola regionale, della regione. Su 80 euro che si spendono 70 vengono rimborsati, anche lì ci vuole un po' di buona volontà, però qui ci vuole, la cultura va seguita, le responsabilità ci sono e quindi bisogna sgravarci facendo quello che la legge ci impone
e poi si può camminare tranquillamente, perché questi numeri, continuando di questo passo, io auguro che l'anno 21 siano ancora il doppio, il triplo, il quadruplo. Noi avevamo 20, abbiamo la giornata delle premiazioni del CONI, avevamo messo dei minimi per poter accedere a queste premiazioni, perché sennò arriva il mondo e non è possibile. Per l'atletica ho usato uno più di riguardo, ho ritenuto di premiare quello che mi ha indicato Gianni, visto la base di partenza da cui si è iniziato e visto i risultati che in breve tempo sono ottenuti. Ragazzi, genitori, amici, auguri di buon Natale e di buone feste a tutti.